Buongiorno, ben ritrovati. Focus TG puntuali a mezzogiorno per darvi tutte le notizie che riguardano il Veneto e il nord-est. Terremoto giudiziario, come abbiamo raccontato ieri a Santa Maria di Sala, con arresti di pubblici funzionari per reati contro la pubblica amministrazione, in particolare tangenti. Vediamo il titolo del Gazzettino: tangenti a Santa Maria di Sala, le intercettazioni, 100.000 euro devono tornare indietro in un altro modo. Video che vedremo più tardi. Nicola Fragomeni e Ugo Zamengo, i gemelli diversi per la staffetta in comune. Ci collegheremo più tardi con Ilaria Marchiori da Venezia. E altro titolo: il costruttore, il bando su misura. Questi sanno come funziona il mondo, quando Battista Camporese nel 2005 disse: tangenti, una cosa vergognosa. Una vicenda che ci riporta agli anni di Tangentopoli, sia pure in una dimensione meno ampia, ma con 6 arresti, 6 ordini di custodia cautelare e davvero anche l'imbarazzo del sindaco Luigi Brugnaro, perché Nicola Fragomeni apparteneva al suo partito Coraggio Italia. Sta per partirà questa sera poi lo sciopero dei benzinai alle 19. Per 48 ore incroceranno le braccia i distributori, i gestori di carburanti, e noi saremo collegati con Federico Fusetti e con Sharon Di Carlo, perché ci sono già lunghe code davanti alle aree di servizio, proprio perché gli automobilisti stanno rifornendosi prima dell'inizio dell'agitazione. E l'altra notizia è quella di Walter Onichini, che è stato scarcerato. Walter Onichini è tornato nella sua casa di Campo Nogara, dove la famiglia si è stretta attorno a lui, e tra poco ci collegheremo con Guido Barbato. Non so se è già pronto il collegamento, lo vedo. A te la linea, Guido. Buongiorno Gigi, buongiorno ai nostri telespettatori. Allora siamo a Campo Nogara, in questa località del comune veneziano, molto tranquilla, dove risiede la famiglia Onichini, che sembra aver creato quasi un cuscino protettivo intorno alla proprietà della casa. La casa è questa che vedete alle mie spalle, che già di per sé ha quella grande magnolia e alcune palme che ne occultano un po' la visuale a chi passa lungo questa strada, dove le abitazioni sono tutte alla stessa altezza, non superano il primo piano, dove vive al momento, in casa abbiamo incrociato così rapidamente alcuni anziani impegnati ad accudire alle loro abitazioni. Che è successo a Walter Onichini, che ha finalmente potuto soggiornare da ieri pomeriggio con la sua famiglia nell'abitazione di Campo Nogara, con i figli e la moglie. Degli amici di Indipendenza Veneta gli hanno portato una torta per festeggiare questo ritorno alla normalità, e oggi, in questa giornata di martedì, dovrebbe anche essere ritornato al lavoro. Come disposto dal giudice di sorveglianza, Walter Onichini ora rispetterà un regime di detenzione, perché lui è ancora un detenuto in effetti, ma sottoposto però a una misura alternativa al carcere, che è quella appunto della sorveglianza, in cui lui dalle 22 alle 6, non può uscire di casa, e negli altri orari può fare una vita, diciamo, domestica, con un lavoro, la sua famiglia, e può incontrare le persone. Se deve uscire dal Veneto deve chiedere un permesso al giudice e non può espatriare. Questo per i restanti 3 anni e 3 mesi di pena residua che altrimenti avrebbe scontato al carcere 2 Palazzi di Padova. Quindi un ritorno alla normalità, al momento molto isolato, ovattato, silenzioso, appartato, se quasi
quasi potrei usare questa frase, molto domestico, nel quale non sono ammesse le visite dei giornalisti né le suonate di campanello, almeno per un breve periodo. Poi vedremo magari se una volta tornati a una normalità si potrà ascoltare anche quello che ha da dire Walter Onichini, ammesso e non concesso, ripeto, che da detenuto possa farlo, o magari potrà farlo la sua compagna, la signora Sara. Questo quindi è un po' il clima di una giornata davvero particolare per questa famiglia, perché vuol dire il ritorno a una vita ordinaria in cui bisogna pensare effettivamente anche a portare a casa, scusate il termine, la pagnotta per i propri familiari, quindi di tornare a lavorare, di tornare a stare magari con gli affetti e con le persone che ti hanno voluto bene anche in questi anni così difficili seguenti a quel tragico fatto del 2013 che accadde a Legnaro e alla sparatoria nella casa, nell'abitazione precedente di Walter Onichini verso appunto un ladro che tentava di fuggire dalla sua abitazione. Il ritorno alla normalità è che, come avete sentito, anche è stato festeggiato in maniera molto molto forte, molto plateale anche dagli appartenenti alla Lega veneta e padovana, perché insomma questo caso giudiziario e questo caso di cronaca ha fatto discutere molto. Noi della Stampa insomma abbiamo cercato anche di dare un giusto passaggio, una giusta visibilità a un fatto particolare, e poi ecco, c'è da dire, se si è arrivati a questa assegnazione in prova di Onichini, probabilmente è perché il magistrato ha ritenuto anche il suo comportamento in carcere all'altezza insomma corretto e all'altezza di quello che insomma si può fare. Guido, se posso, volevo chiederti, quindi la famiglia per ora ha deciso di passare in silenzio queste prime giornate. Noi abbiamo intervistato tante volte la moglie, più tardi avremo anche tuo ospite Michele Favero, che è il segretario di Dipendenza Veneta, che molto ha fatto insieme ad altri esponenti di Dipendenza Veneta perché Onichini venisse scarcerato. Si hanno notizie, tu hai saputo per caso se puntano ancora sulla grazia che avevano chiesto al presidente Mattarella di concedere? Se ne sta parlando molto. Guarda Gigi, al momento non ho elementi, però con Michele Favero, che prima ci siamo sentiti molto rapidamente al telefono, magari più tardi lo potremo sentire da lui, che ha sentito la signora Sara in queste ore, che con noi non risponde al telefono da ieri pomeriggio, e credo non solo con noi. Quindi la famiglia sì, ha chiesto insomma di essere lasciata in pace. Dicevo, nella casa che vedete alle mie spalle tutti gli scuri sono chiusi, almeno quelli che guardano verso la strada principale, a parte una porta finestra che abbiamo visto insomma da dietro il cancello, ovviamente socchiusa. E sì, aspettiamo di sapere, perché sarebbe interessante questo aspetto, senza dubbio. Casomai poi chiederemo a Favero se per caso se ne parla già o se in queste ore si sta comunque ammortizzando come dire, l'impatto al ritorno alla normalità, che insomma direi che è anche molto lecito, insomma è anche molto umano. Bene, grazie molte Guido, grazie, a più tardi con altre notizie e altre testimonianze riguardo alla scarcerazione di Walter Onichini. Tra poco ci collegheremo con Ilaria Marchiori dal Tribunale di Venezia per avere un aggiornamento sul terremoto giudiziario legato ad una inchiesta, causato da un'inchiesta della Procura di Venezia su tangenti pagate attorno ad una questione di una casa di cura, con arresti di ex sindaci, di costruttori, di dirigenti sanitari. Mi sembra, ecco, è pronta Ilaria Marchiori, a te la linea, Ilaria.
Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Sì, ovviamente continuano a emergere dettagli dopo quanto è stato scoperchiato dall'indagine dei Carabinieri di Venezia insieme alla Procura con l'arresto di queste sei persone tra funzionari pubblici e imprenditori sia veneziani che padovani, tutti agli arresti domiciliari. Si è parlato anche di un indagato di una società partecipata del Comune di Venezia. Si tratta del direttore generale di Veritas Andrea Razzini. Questo per quanto riguarda la partita di forniture di mascherine di cui abbiamo parlato ieri, perché la vicenda, l'indagine non si è sviluppata solamente intorno a alla realizzazione di questa casa di riposo Santa Maria di Sala, ma anche per quanto riguarda questa partita di forniture di mascherine in pieno lockdown durante il 2020, poco dopo lo scoppio della pandemia. L'ipotesi di reato è d'abuso d'ufficio in concorso, perché l'acquisto di questa partita di mascherine, che avrebbe fruttato alla Fragomeni Group un ingiusto vantaggio patrimoniale di 30.000 euro più IVA, in relazione a una partita di 30.000 mascherine vendute circa €1 ciascuna tramite un accordo verbale che era stato raggiunto ad aprile 2020, in un periodo in cui le mascherine scarseggiavano, come ben sappiamo, in tutto il paese. Venivano poi vendute a peso d'oro nelle farmacie, nei punti vendita per il bricolage. Nell'inchiesta viene enfatizzato il rapporto istituzionale che lega queste due figure, ovvero il DG di Veritas e Fragomeni, che era appunto sindaco di Santa Maria di Sala e possedeva una percentuale pari all'1,47% del capitale di Veritas, questa società appunto che si occupa dell'igiene urbana anche a Santa Maria di Sala, per cui ovviamente si sta indagando anche in tal senso. Non sono ancora arrivate delle dichiarazioni ufficiali da parte della società partecipata, naturalmente neanche dal direttore generale Razzini, ma probabilmente arriveranno nei prossimi giorni, o comunque i dettagli continueranno ad emergere, perché si è ancora in una fase preliminare. Nell'inchiesta è anche da evidenziare, da specificare, nelle 200 pagine dell'ordinanza compare anche più volte il nome dell'assessore alla coesione sociale del Comune di Venezia Venturini, questo per aver ricevuto offerte generiche da Fragomeni e poi averlo messo in contatto con più società che in quel momento avevano bisogno di presidi, da CTV ad IPAV, e lo stesso giudice però si è sincerato di scrivere che Venturini non c'entra assolutamente nulla con l'inchiesta, ma si limita a riportare appunto bisogna ricordare che è stato un architetto a denunciare il sistema Delta Nero, l'abbiamo messo nel titolo. Il Delta Nero era quella percentuale dal 10 al 15% che in queste circostanze gli imprenditori che finivano nelle maglie di questo sistema dovevano pagare. Questo architetto aveva ereditato un terreno, gli era stato proposto di venderlo, però con il passaggio dalla destinazione d'uso da terreno agricolo a terreno edificabile, proprio per costruire una casa di cura. A quel punto, quando si è trattato di far partire la vendita di questo terreno, gli è stato chiesto: guarda, di quello che costerà questo terreno, di quello che si otterrà dalla vendita, tu devi darci un delta nero di 100.000 euro, esatto, perché era 1.100.000 se non ricordo male. Ed è curioso il riferimento che ha fatto, lo si è visto durante una intercettazione dei carabinieri, chi voleva la mazzetta, che ha detto: devi pagarmelo del colore di quel borsello, e l'architetto aveva un borsello nero e quindi, diciamo, era stato esplicito il riferimento a un pagamento in nero, no? Tutto questo lo dico perché se non ci fosse stato un cittadino onesto che ha denunciato, come avvenne proprio agli inizi di Tangentopoli, chi gli chiedeva una tangente, probabilmente non avremmo saputo nulla di tutto questo. Non sarebbero partite le intercettazioni, che durano dal 2017.
Esattamente, esattamente. Infatti è stato proprio uno degli aspetti su cui proprio ieri durante la conferenza stampa il procuratore capo Bruno Kerchi ha voluto porre l'attenzione, dicendo che sì, l'attività delle forze dell'ordine è importantissima, ma proprio in questo caso specifico, ad esempio, se non ci fosse stato questo cittadino, questo architetto imprenditore che è stato anche molto coraggioso nel denunciare e nel raccontare quanto si era trovato a dover fronteggiare con questa proposta, sarebbe stato oggettivamente più difficile riuscire a partire con questa indagine, di qui anche proprio il voler coinvolgere, anche lanciare un messaggio a tutti i cittadini o a chi si trovasse in difficoltà, come è accaduto a questo imprenditore, di non temere, di continuare a denunciare, a segnalare, perché poi da una denuncia come questa si può scoperchiare quello che è stato definito un vero e proprio sistema. Grazie molte per ora, credo che poi ci ricollegheremo più tardi perché avremo un ospite. Ci ricollegheremo a breve. Grazie molte per ora. Intanto vediamo in un tuo servizio la ricostruzione di questa operazione e soprattutto chi sono state le persone arrestate. Vediamo. 6 persone tra pubblici funzionari, imprenditori e liberi professionisti sono agli arresti domiciliari per reati contro la pubblica amministrazione. L'operazione, svoltasi all'alba, ha visto in azione i carabinieri del nucleo investigativo di Venezia. Un'indagine lunga e complessa, iniziata nel 2019 dopo la denuncia del proprietario di un terreno, contattato dai pubblici amministratori che gli avrebbero proposto il cambio di destinazione d'uso per renderlo edificabile, pagando una tangente, al fine di realizzare una RSA a Santa Maria di Sala. Gli accorgimenti che venivano utilizzati erano quello di privilegiare incontri all'esterno. Infatti proprio il primo episodio, quello di cui siamo venuti a conoscenza, l'incontro è stato propiziato in un bar dove per l'appunto è stata fatta la richiesta di questa somma non dovuta, definita appunto un delta da corrispondere in nero. Visto il rifiuto dell'imprenditore con conseguente segnalazione ai carabinieri, i pubblici ufficiali si sono rivolti ad altri proprietari di terreni per far diventare edificabile un altro lotto comunale. Il progetto infine è naufragato per la mancanza dell'ok da parte della conferenza dei sindaci dell'area e dell'Ustre Serenissima estranei alla vicenda. Gli arrestati sono Nicola Fragomeni, 2 volte sindaco di Santa Maria di Sala, attuale presidente del Consiglio Comunale per il gruppo politico Rocchi Sindaco Coraggio Italia e coordinatore provinciale di Coraggio Italia, il partito del sindaco Brugnaro. Ugo Zamengo, anche egli ex sindaco e attuale consigliere comunale del partito Rocchi Sindaco Coraggio Italia. Gli imprenditori padovani Battista Camporese, direttore generale di Villa Maria Casa di Cura con sede a Padova e con diversi passati incarichi di rilievo in molte strutture sanitarie. Mauro Cazzaro, ex presidente di Ance Padova, titolare di Cazzaro Costruzioni SRL, azienda di Trebaseleghe che opera principalmente tra Padova e Treviso. C'è poi il direttore dell'ufficio tecnico del comune di Santa Maria di Sala, il geometra Carlo Paiaro, e l'architetto di Santa Maria di Sala, Marcello Carraro. Tra gli indagati anche il responsabile di una partecipata del comune di Venezia. La procura ha parlato di un sistema. Il sistema nel senso che sono più fatti relativi a richieste di denaro per attività pubbliche da parte di pubblici ufficiali. Naturalmente, ribadisco quello che ho detto prima, siamo in una fase di indagini preliminari e quindi si tratta di una valutazione fatta di gravità di indizi. Ancora, naturalmente, non c'è un accertamento di responsabilità che si farà successivamente davanti al Tribunale, se e quando si arriverà a un dibattimento completo. Ma l'indagine, svoltasi mediante servizi di osservazione, pedinamento e intercettazione definite dal procuratore fondamentali, riguarda anche l'acquisto di mascherine e altri presidi sanitari, fatto con affidamento diretto da Fragomeni a un familiare che avrebbe portato a un guadagno illecito di 60.000 euro. E da stasera alle 19 a serrata di 2 giorni dei benzinai protestano contro il governo che ha chiesto ai benzinai di esporre il prezzo medio del carburante pena sanzioni molto pesanti da 6.000 euro. I benzinai hanno tentato di far togliere
questa misura dal decreto, ma il governo è andato avanti e quindi lo sciopero è stato confermato. Siamo collegati da Treviso con Federico Fusetti. Sento di parlare di lunghe code distributori, soprattutto in aree cittadine, ma anche delle aree di servizio sulle autostrade. Mi pare che non vedo code, Federico. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori. Non le vedi le code, ma in realtà ci sono state fino a pochi minuti fa, è un po' diciamo a fisarmonica, ci sono dei momenti con più code, dei momenti meno, ma io e Nicoletta Rizzetto sono un paio d'ore che giriamo un po' per i distributori, le aree di servizio di Treviso e della provincia. In molti casi le code ci sono, ecco qua, infatti si stanno riformando. Siamo al confine qui tra San Biagio di Callalta e Silea, abbiamo anche parlato con molti gestori, nessuno vuole venire qui in diretta con noi perché è un argomento delicato e li capiamo, però tutti ci hanno un po' confessato di sentirsi un po' traditi dal governo, perché ci sono state queste accise che sono state, lo sconto sulle accise tolto dal 1° gennaio, quindi loro hanno dovuto aumentare i prezzi e adesso si trovano con queste multe in caso non venga esposto il prezzo medio all'esterno, che ritengono assolutamente ingiuste. Perché solo noi delle aree di servizio? Allora i prezzi medi dovrebbero essere esposti anche per chi vende pane o qualunque altro prodotto. Poi dicono in realtà noi gestori siamo delle vittime, perché più si alzano i prezzi meno guadagniamo, noi guadagniamo in base al numero di litri che vendiamo, quindi se si alzano i prezzi si vendono meno litri e guadagniamo anche noi. Poi sono sicuramente favorevoli alla trasparenza dei prezzi, meno a questi cartelli che devono esporre, tra l'altro cartelli che devono essere acquistati a loro spese. E anche su queste pompe, adesso appena c'è un po' di spazio andiamo con Nicoletta Rizzetto a vedere, ci sono dei cartelli esposti perché i gestori vogliono far sapere quali sono le motivazioni. Intanto vi mostro questo foglio con Nicoletta, in un altro distributore stanno distribuendo, sempre qui vicino in provincia di Treviso, stanno distribuendo questo ai clienti, cioè con 20 euro di carburante. Che cosa succede? Come vengono suddivisi questi 20 euro? Alla fine vedete che restano in tasca ai gestori 38 centesimi lordi sui 20 euro e ci tengono a farlo sapere, addirittura se si paga con il bancomat si scende a 25 centesimi lordi, quindi effettivamente cifre molto basse. Proviamo a sentire questa signorina se ci dice qualcosa sullo sciopero. Mi scusi, posso chiederle cosa pensa dello sciopero? Cioè lei ha capito bene i motivi? Non ho capito bene, non sono molto... Non è molto chiaro. In merito, no, mi dispiace. E adesso sta facendo benzina però perché sa che c'è lo sciopero e quindi deve... Ho bisogno, esatto, sì. I prezzi li vede aumentati o no? Un po' sì. Grazie mille. Quindi vedete anche un po' spaesati gli stessi clienti. Quello è il cartello, ecco, che adesso Nicoletta vi fa vedere, dove appunto i benzinai dicono sì alla trasparenza dei prezzi e no all'obbligo di realizzare altri cartelli da esporre. A Treviso e provincia sono circa 330 i distributori e insomma abbiamo notizia che circa 50 rimarranno aperti, quindi l'adesione dovrebbe essere attorno all'80%. Facciamo l'ultimo tentativo, direttore, poi ti ridò la linea. Sentiamo un altro cliente se ci dice qualcosa. Mi scusi, posso chiederle cosa pensa di questo sciopero? Se ha capito soprattutto i motivi? Non sono completamente a conoscenza di quelle che sono le ragioni, penso che siano ragioni che stiano da una parte e anche dall'altra. Sullo sciopero lo subiamo e di conseguenza ci stiamo attrezzando per non stare limitati in questi giorni. Attrezzando, cioè mettersi in coda? Mettendo in sicurezza un attimino la macchina, fin tanto che questi giorni saranno un po' di frastuono, di confusione. Vede prezzi aumentati lei? Beh, assolutamente sì, sono cifre che incidono insieme con le bollette di casa fra le spese più elevate di una famiglia. L'ultima cosa, la sento un po' rassegnata. Credo di sì, nel senso che qual è l'alternativa? Penso che il gioco sia legato un attimino alle compagnie, alle case madri, di conseguenza ben poco possa fare. Che le accise siano fra le più alte d'Europa, questa è una realtà. La ringrazio molto, buona giornata. Ecco direttore, insomma anche questo
cliente che mi sembrava molto preparato, in realtà sui motivi veri della protesta un po' di confusione c'è. Grazie Federico, grazie molte, buon lavoro a te, a Nicoletta Rizzetto, e poi sentiremo anche da Bassano del Grappa Sharon Di Carlo con dei gestori che spiegano le motivazioni di questa protesta. Però sentiamo anche cosa ha detto ieri la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni proprio sullo sciopero dei benzinai e sul decreto del Governo. Guardi, noi l'abbiamo convocati già 2 volte, non so se si possa definire confusione, sicuramente abbiamo tentato il più possibile di andare loro incontro, nel senso che partendo dal presupposto che il governo non ha mai immaginato i provvedimenti che ha fatto come un modo, diciamo, per additare la categoria, no? Ma piuttosto come un modo per riconoscere il valore della stragrande maggioranza di appunto operatori del settore che si erano comportati perfettamente in una fase difficile, poiché ovunque si raccontava, e in questo diciamo anche il ruolo della stampa ha avuto la sua importanza, che i prezzi erano alle stelle, anche se poi in realtà insomma la media del prezzo settimanale non diceva questo, siamo andati abbiamo cercato di capire come si facesse a evitare che alcuni, anche sulla pelle degli altri, potessero, diciamo, speculare. Alcuni, molto pochi, abbiamo immaginato dei provvedimenti, la categoria si è confrontata con il governo 2 volte, ha fatto delle legittime rimostranze, alcune erano di buonsenso, francamente, e su quello siamo andati incontro, ma chiaramente non potevamo tornare indietro rispetto a un provvedimento che secondo me è giusto, cioè il tema centrale di diciamo pubblicare il prezzo medio settimanale, no? di affiggere il prezzo medio settimanale anche per far capire all'utente insomma quale sia la situazione, secondo me è un'iniziativa di buon senso. Su altre cose abbiamo, appunto, ripeto, siamo andati incontro alla categoria, tant'è che inizialmente era stato revocato lo sciopero, poi è stato confermato, ma sugli stessi identici provvedimenti qualcuno tra le associazioni invece ha deciso di non aderire allo sciopero, quindi insomma la situazione è complessivamente, diciamo, una situazione nella quale ci sono punti di vista diversi, però io ribadisco che non c'è alcuna volontà di colpire la categoria e mi dispiace se qualcuno l'ha interpretato così. C'era semplicemente la necessità di fare il più possibile ordine per evitare che ci fossero comportamenti sbagliati in un momento già difficile. Dichiarazioni di Giorgia Meloni ieri in Algeria, dove tra l'altro ha siglato degli importanti accordi per la fornitura di gas. Pubblicità, pochissimi istanti e poi torniamo qui in studio. Di nuovo in diretta con Focus TG, siamo collegati con Bassano del Grappa, vedo Sharon Di Carlo davanti a un distributore di benzina. Allora raccontaci Sharon se ci sono code in vista dello sciopero che inizia questa sera alle 19 che andrà avanti per 48 ore. A te la linea Sharon. Buongiorno direttore, buongiorno a tutti i telespettatori di Rete Veneta. Nessun accordo con il governo, comincerà anche qui a Bassano lo sciopero dei benzinai, 48 ore di stop, lo ricordo a tutti i cittadini e telespettatori, non si potrà fare benzina ovviamente nelle stazioni aderenti allo sciopero dalle 19 di questa sera fino alle 19 di giovedì 26 gennaio. Io con il mio microfono e Andrea Benetti con la sua telecamera abbiamo fatto un giro delle varie stazioni di benzina qui nel Bassanese per capire come fosse la situazione, perché nei giorni scorsi si pensava a un arrembaggio all'ultimo pieno, però in realtà, come vedete anche alle mie spalle, la situazione è molto tranquilla. Ho parlato anche con alcuni clienti finché facevano benzina e mi raccontavano di un pieno di routine, di un pieno normale, nessun tipo di pieno d'emergenza. Ho chiesto anche da che parte stessero in questo sciopero, cioè dalla parte del governo, dalla parte dei benzinai, e la risposta è stata univoca: noi siamo dalla parte dei prezzi, vogliamo che i prezzi scendano assolutamente. Ho anche chiesto, direttore, ai benzinai aderenti allo sciopero quale fosse la loro prospettiva, la loro direzione, e loro non intendono fermarsi. Vediamo insieme il servizio.
Ecco Sharon, adesso andrà al servizio tra pochissimo. Raccontami così quello che hai visto questa mattina, parlando anche con i distributori, parlando con i gestori. C'è da parte loro in pratica una protesta molto ferma rispetto alla richiesta di pubblicare il prezzo medio, no? E non diciamo mostrandolo. Se un benzinaio non dovesse mostrarlo può incorrere in sanzioni molto pesanti fino a 6.000 euro, e questo i benzinai non lo accettano, è così. Battaglia, direttore, a cui loro non rinunciano, dicono che andranno avanti fino alla fine perché la trovano un'ingiustizia. Quindi anche oggi ho parlato con appunto un gestore di un distributore, mi diceva dobbiamo rimanere uniti, è una battaglia che possiamo vincere, per noi, per i cittadini, per lo Stato. Quindi credo, ho anche fatto una domanda, ho chiesto ma dopo questo sciopero ce ne sarà un altro, e mi hanno risposto dovesse servire sciopereremo ancora. Buon servizio, grazie Sharon, a più tardi. Oggi comincia lo sciopero di 48 ore. Da questa sera alle 19 incomincia lo sciopero, per chi lo aderiscono, spero che lo aderiscano tutti, così vediamo di riuscire a dare una mano a noi gestori di poter sopravvivere in questo momento molto difficile, anche perché comunque l'automobilista non riesce a capire qual è il prezzo medio, qual è il prezzo di un distributore, la qualità e tutto quanto, quindi speriamo che veramente sto sciopero serva a qualcosa. Perché per voi è così importante scioperare oggi, in queste 48 ore? La questione principale è partita dal prezzo medio dopo 2 settimane fa che sono state proclamate l'aumento delle accise e tutto quanto. Il prezzo medio è una cosa importante per stabilire un attimo i distributori che tipi di prezzi possono avere, perché la concorrenza comunque c'è, il prezzo è diverso, la qualità anche, quindi vediamo di capire un attimo, dicono di mettere i cartelli all'esterno del prezzo medio, però fino adesso non abbiamo nessuna idea di come fare e cosa mettere all'esterno. Alcuni clienti però sono un po' arrabbiati. Ma posso capirli, però non devono arrabbiarsi con noi sicuramente. Il cliente, se si deve arrabbiare, no col gestore, perché il gestore il prezzo è comunicato dal marchio della pompa, e non è il gestore sicuramente che fa il prezzo, ma tra accise e tutto quello che ci va dietro il prezzo non lo facciamo noi. Dopo questo sciopero ce ne saranno altri? Vediamo cosa verrà fuori. Qua è un inizio, spero per non una guerra, però un inizio per un qualcosa, sperando risolutiva. Servizio di Sharon Di Carlo della nostra redazione di Bassano del Grappa, ovviamente uno sciopero nazionale, sciopero anche in Friuli Venezia Giulia. Vediamo il servizio della nostra redazione di Tele4. Come sapete in Friuli Venezia Giulia, in particolare i triestini, quando si impenna il prezzo del carburante in Italia varcano il confine e la fanno ovviamente a un prezzo molto più conveniente in Slovenia. Vediamo. Lo sciopero dei distributori di carburanti è confermato e riguarderà anche gli impianti self-service. A darne notizie sono state direttamente le organizzazioni dei gestori FAIB, FEGICA, FIGIS, ANISA durante una conferenza stampa indetta al termine dell'incontro con il ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso. Lo sciopero avrà inizio alle 19 di martedì 24 gennaio e durerà per 48 ore. Riguarderà anche gli impianti self-service, ma assicurerà i servizi minimi essenziali, come hanno comunicato gli organizzatori in conferenza stampa. Non si voleva arrivare allo sciopero, ha affermato il presidente nazionale di FIGIS Confcommercio Bruno Bearzi, il quale ha aggiunto che c'è stato uno sforzo per ridurre le sanzioni, ma rimane l'obbligo del cartello. Così il messaggio che rimane è che la categoria va tenuta sotto controllo perché sembra possa specularci.
Lo sciopero è confermato, aggiunge, ma fino all'ultimo momento c'è la disponibilità a vedere se si trovano margini di manovra. C'è però un aspetto che in qualche modo non preoccupa troppo i guidatori triestini, ovvero la possibilità di recarsi nella vicina Slovenia per poter fare rifornimento. La prassi è già abitudine, consolidata da parte di tanti cittadini del capoluogo per ragioni legate al prezzo. Con lo sciopero dei benzinai in tutta Italia, la necessità potrà essere evasa, percorrendo pochi chilometri verso il distributore sloveno più vicino. Questo provocherà tuttavia, molto probabilmente, diverse code per l'esodo del pieno. Potrebbero restare aperti, infine, gli impianti self gestiti direttamente dalle compagnie petrolifere. Servizio di Bernardo Gulotta, tra pochissimo avremo ospiti Gian Antonio D'Arè della Lega, europarlamentare, Isabella Dotto di Fratelli d'Italia. Parleremo ancora di corruzione, di quello che è accaduto a Santa Maria di Sala, degli arresti, di un cancro che non si riesce ad estirpare. Vediamo il servizio di Filippo Fois che ieri è andato a Santa Maria di Sala per sentire le reazioni anche da parte dell'opposizione in Consiglio Comunale. Sentiamo. Io essendo, come anche Fratelli d'Italia, molto garantisti, aspettiamo un attimino le indagini che farà la magistratura e quindi confido anche che i colleghi possano dimostrare la loro innocenza. Secondo me quello che meritano i salesi è chiarezza e piena luce sulla vicenda, perché insomma se le cose si dovessero rivelare vere stiamo parlando di un fatto di una gravità inaudita. Dalla maggioranza all'opposizione, a Santa Maria di Sala l'auspicio è che si possa fare chiarezza al più presto sull'indagine per presunte tangenti che ha portato agli arresti domiciliari 2 suoi ex sindaci, Nicola Fragomeni, attuale presidente del Consiglio Comunale e coordinatore provinciale di Coraggio Italia, e Ugo Zamengo, consigliere comunale, anche lui eletto con Coraggio Italia. Giuseppe Sambati, in maggioranza con Fratelli d'Italia, è rientrato in Consiglio dopo 10 anni di assenza. Dal 2007 al 2012 era stato assessore sotto un altro sindaco, Paolo Bertoldo. In base allo sviluppo delle indagini e in base a tutto quello che ne sarà, poi cercherò di parlare anche col sindaco per capire un po' la situazione. È pensabile che ci siano delle dimissioni, che la Giunta si presenti dimissionaria o che alcuni consiglieri comunali si dimettano? No, guardi, questa mi risulta essere nuova, vedremo. Non posso sbilanciarmi su quello che non so e non posso prevedere. Ex assessore ai servizi sociali nella passata giunta di Nicola Fragomeni, Natascia Rocchi ha vinto le elezioni col 76% delle preferenze, in una coalizione di centrodestra senza la Lega, in cui Coraggio Italia ha fatto la parte del leone, un 41% di voti che l'ha portata ad esprimere sindaco, vice sindaco, presidente del Consiglio e 2 degli altri 4 assessori. Massimo Iovine del Partito Democratico si augura un chiarimento in aula. Io mi auguro che la sindaca Rocchi o comunque insomma la giunta convochi immediatamente un consiglio comunale straordinario in maniera tale che si riesca insomma a fare piena luce e chiarezza sulla vicenda. Poi se ovviamente le spiegazioni che verranno date non saranno sufficienti per chiarire la cosa, allora si potrà anche prendere in mano e tenere conto anche di dimissioni e di tornare alle elezioni. Insomma, avete sentito, no? Reazioni, un terremoto per via di questa inchiesta della Procura di Venezia. Abbiamo sentito prima anche il procuratore capo della Repubblica Bruno Cherchi che ha detto senza le intercettazioni non saremmo arrivati a questo risultato. Saluto e ringrazio molto l'europarlamentare della Lega Gian Antonio D'Arè. Buongiorno D'Arè, grazie a lei. E Isabella Dotto per Fratelli d'Italia. Grazie, buongiorno. Dottoressa, ex giudice onorario, e quindi direi che non possiamo non parlare di quello che è successo a Santa Maria di Sala, ma approfitto della presenza dell'onorevole D'Arè per fare riferimento anche al Qatar Gate. È un cancro che non si riesce ad estirpare, abbiamo titolato, non vedo il titolo, ma insomma l'argomento è quello della corruzione. Il Qatar Gate, sapete che cosa è successo, arresti anche lì, italiani coinvolti, ma sembra che ci siano anche altri esponenti. Sì, su una dichiarazione dell'avvocato della Caili, il Greco, ha detto che Panzeri ha fatto altri nomi, quindi altri deputati italiani, altri parlamentari italiani, parlamentari tedeschi, parlamentari francesi. D'altra parte era presumibile che ci fosse un allargamento di questo marciume, perché
Non è possibile condizionare il voto in un Parlamento europeo in cui siamo 705 membri, quindi evidentemente per catalizzare e per coordinare il voto da qualche parte deve aver avuto qualche gruppo e sicuramente dei fiancheggiatori e dei collaboratori, diciamoli così, maldestri che hanno portato a questo scandalo che non ha travolto una parte del Parlamento, travolge tutti i parlamentari, perché dicono poi alla fine si fa di tutto un'erba un fascio anche di chi magari sta in Parlamento facendo il suo mestiere e il suo lavoro. Purtroppo queste sono le miserie umane che vediamo a tutti i livelli, che non si riesce a capire per quale e per che motivo uno debba comunque in qualche maniera arraffare, rubare e quant'altro. Ecco, ieri sera abbiamo titolato in manette i corruttori o i corrotti e libero invece scarcerato Walter Onichini, il macellaio di Legnaro che nel 2013, ricorderete, sparò ad un ladro ferendolo per aver reagito a quell'agguato, a quell'assalto di una banda di ladri. Onichini era stato condannato a 4 anni e 19 mesi ed è stato ieri affidato in prova e quindi potuto tornare a casa. Adesso è a Campo Nogara con la moglie e i figli e potrà iniziare anche a lavorare. Ci siamo collegati prima con Guido Barbatto, ci ricolleghiamo adesso. Guido, a te la linea, vedo con Michele Favero. Proprio così, Gigi, grazie della linea. Abbiamo il piacere di ospitare Michele Favero di Indipendenza Veneta, che è anche un caro amico di Walter Onichini. Gli chiediamo, insomma, visto che lui ha potuto anche accedere alla casa che in questo momento è giustamente forse un po' ammortizzata all'esterno, o perlomeno si fa in modo di non avere invasioni di stampa, giornalisti TV e di persone magari non esattamente amiche o perlomeno non esattamente interessate a quello che è un rapporto amicale con Onichini e i suoi familiari. Insomma, lui ha potuto accedere ieri. Buongiorno Favero. Buongiorno a voi. Che cosa è successo ieri pomeriggio? Ma abbiamo portato un regalo che era il minimo che potessimo fare, con una bella torta con scritto "Bentornato papà", grande papà e grande orgoglio veneto, perché per me Walter resta orgogliosamente un grande veneto, uno che ha difeso la famiglia e che purtroppo in questo paese, difendendo la famiglia e i propri familiari, si va in carcere, mentre il ladro, ricordiamolo, è sempre libero. Sempre stato libero, anche se era in tribunale a Padova, nessuno si è preoccupato di mettergli le manette. Questa è l'Italia. Senta, che emozioni ha colto, in particolare da Onichini e dai suoi familiari? Insomma, immagino un grande sollievo, finalmente, anche se ci vorrà tempo per tornare alla normalità. Ma guardi, il più commosso ero io, perché io ho pianto, non lo nego, e ho pianto il giorno stesso che ho sentito che finalmente arrivava a casa, ma ho pensato alla mamma, che è una mamma straordinaria, Lorella, alla moglie e quello che hanno patito, perché il vero carcere lo hanno patito loro, perché un papà lontano, un papà che aveva bisogno di stare a casa, primo per gli affetti familiari, per 2 bambini, e poi anche per l'azienda. Ecco, diciamo che lo Stato italiano ha fatto pagare molto ai familiari, perché Walter non ha bisogno di stare in carcere, non aveva bisogno di stare in carcere, né adesso né mai. Walter aveva bisogno semplicemente di stare con la propria famiglia, e diciamo che la punizione è stata veramente eccessiva, per quanto posso dirne io, insomma. Quindi questa misura disposta dal giudice ieri, o insomma sì, ieri era lunedì, quindi probabilmente ieri, è arrivata tardiva secondo lei? Ma è arrivata tardiva, e soprattutto stiamo parlando di una persona, ricordiamo, il carcere ha sì una funzione detentiva e diciamo che deve punire, no? La pena, la famosa pena, però soprattutto deve essere riabilitativo, deve tenere in carcere le persone socialmente pericolose. Walter non ha bisogno di tutto questo, perché Walter è una persona amata, stimata da tutti e soprattutto un bravo papà di famiglia che fino a questo tragico evento che l'ha coinvolto non ha mai torto un capello a nessuno, e non c'era bisogno di fare questo è un accanimento ingiustificato. Voglio anche dire un'altra cosa, strappare una promessa al direttore Baccialli: fra 3 anni, quando Walter sarà definitivamente libero, direttore, me lo deve promettere lei, un'intervista di 2 ore con Walter Onichini, da solo, in modo che Walter dica tutto, anche delle condizioni del carcere,
e soprattutto tutta questa vicenda che l'ha coinvolto, per sapere per filo e per segno come l'ha vissuta. E allora adesso che le camere, diciamo, le luci e i riflettori sono su Walter, tutti sono su Walter, ma fra 3 anni, quando ci sarà il silenzio, io mi auguro che Rete Veneta e soprattutto il direttore Baccialli ritorni su questo argomento, ritorni da Walter Onichini. Il direttore Baccialli mi ha chiesto di chiederti, non è che la famiglia sta pensando nuovamente a chiedere un'altra volta la grazia per la pena di Walter? Questo non lo so, so che la grazia è stata chiesta dal bravissimo avvocato che è la famiglia Onichini, però c'è un iter piuttosto lungo, non saprei rispondere. L'importante è che adesso Walter ritorni, diciamo così, a questa normalità, anche se di fatto non è ancora un uomo libero, ed è già molto, insomma, questo è importante perché ridà vita, insomma, rifiorirà e sono sicuro che Walter poi ritornerà più forte di prima. Ma l'hanno salvato soprattutto i familiari che ha, e lasciatemi dire adesso che tutti parlano di Walter, però ci sono persone che gli sono sempre state vicine, senza sottolineare il sottoscritto, però Lucio Chiavegato, Barbara, Gaetano, Annalisa, tanti amici che da sempre sono vicini a Walter, non adesso perché è ritornata, che la stampa è ritornata su Walter Onichini, e Walter ha sempre avuto tanto bisogno dei veri amici. Ricordiamolo queste cose qua, perché poi la politica fa presto a impossessarsi, no? Anche di queste figure per strumentalizzarli, invece no, c'è chi è sempre stato vicino a Walter e credo sia stato importante per lui e per la sua famiglia. Infine, familiari e amici ritengono che questa misura dell'affidamento in prova sia accettabile, tra virgolette, Insomma, è comunque una sorta di, è un'alternativa al carcere, ma i movimenti, abbiamo detto, sono abbastanza limitati. Io non sono il portavoce della famiglia Onichini, però dico che insomma, mettendomi nei panni di Walter, questa è già una grande conquista, perché ritorna a casa, rivede i suoi figli, la sua famiglia, la mamma e soprattutto la moglie Sara, che ha anche bisogno di cure, ricordiamolo questo, e allora credo sia un sollievo enorme. Insomma, ripeto, non è la libertà che avremmo voluto per Walter, però insomma è un grande inizio, un grande ritorno di un papà che sicuramente poi da questa esperienza, secondo me, ritornerà più forte di prima, come hanno dimostrato sempre i grandi veneti, e Walter è uno di questi. Grazie Guido, grazie a te. Michele Favero può fare il nodo al fazzoletto, fra 3 anni, intervista di 2 ore a Walter Onichini, si potesse fare prima lo faremmo prima. Grazie molte, grazie, buon lavoro, arrivederci. Dottoressa Dotto, ecco, ieri abbiamo messo a confronto una vicenda che riguarda gli arresti per reati molto gravi. Ovviamente adesso ci sarà un processo, bisognerà accertare tutte le responsabilità, tutti i dettagli, ma quando la magistratura procede a ordine di custodia cautelare a tali prove schiaccianti che non ci sono dubbi, ci sono appunto intercettazioni che raccontano il passaggio di tangenti, le richieste ad un imprenditore che poi ha denunciato il malaffare, e quindi da lì è partita l'inchiesta, e poi Onichini che si è difeso. Non era in pericolo, avevano detto i giudici, e quindi non doveva sparare, no? Certamente, perché qui bisogna distinguere. Io adesso ho un grande rispetto e assolutissimamente anche comprensione per la vicissitudine dal punto di vista umano, no? Anche questo signore che ci ha poc'anzi parlato lo si vinceva, era una persona molto provata in quanto amica naturalmente di Onichini. Io vorrei ricordare più comunque che questi fatti devono essere da esempio per tutti. È vero che la pena, lui ha detto, la pena è punitiva, la pena è rieducativa. Allora, Walter Onichini si è pentito, e questo bisogna evidenziarlo. Si è pentito e ha detto, ha proferito le seguenti testuali parole che ho letto stamattina, riportato integralmente sul Corriere del Veneto. Ha detto: se tornassi indietro non lo farei mai più un gesto del genere. Ciò significa dire ancora una volta che si è pentito e quindi ha assunto consapevolezza del gesto che ha compiuto, un gesto che non doveva compiere, e quindi giustamente, correttamente, i giudici hanno fatto il loro dovere, che è quello appunto di verificare la responsabilità di questa persona. D'altra parte, noi abbiamo di fronte il fatto in sé,
cosa è accaduto, per ricordare a coloro che ci stanno ascoltando da casa? C'è un ladro in fuga. La legge non ti esonera da responsabilità se tu corri dietro al ladro e gli spari. È evidente che questo è un fatto di reato, cioè bisogna distinguere. C'è la situazione in cui tu ti trovi all'interno delle tue magari mura domestiche un ladro e quindi ti devi difendere perché magari ha uno strumento atto ad offendere, e la situazione in cui il ladro viene scoperto in flagranza di reato e tu cosa fai? Il ladro scappa e tu gli corri dietro e gli spari. Queste sono due situazioni completamente diverse, quindi non va bene generalizzare. C'è la vicissitudine, c'è il lato umano, tanta comprensione, però attenzione, quando l'amico di Onichini dice, adesso mi scuso, Michele Favero, il segretario Favero, di Indipendenza Veloce. Favero ha detto giustamente: io non vorrei che poi un giorno la politica strumentalizzasse questa storia, questa vicenda. Guardate, è molto semplice, non fatevi strumentalizzare. Semplicemente rilasciate interviste piuttosto al direttore Bacialli, no? Piuttosto all'emittente televisiva, piuttosto che magari di fronte ad un partito politico che magari ha tutto interesse a portarsi a casa la medaglia, piuttosto che portare a conoscenza dei nostri cittadini che fatti del genere devono essere oggetto di dibattito sicuramente non solo mediatico ma anche politico. Cioè la funzione, vedete, della politica è anche quella di educare i cittadini, o meglio, di dare esempio e di spiegare ai cittadini quando succedono questi fatti, questi furti. Adesso abbiamo soprattutto rapina perché c'è l'elemento della violenza. Non bisogna sì difendersi, però diamo il messaggio. I primi a difenderci sono le forze dell'ordine, poi certo ci sono eccezioni, casi particolari in cui le forze dell'ordine evidentemente, ma questo lo si sa, è anche ovvio dirlo, non sono presenti in una situazione all'interno magari di notte, all'interno delle mura domestiche che ti devi difendere, però c'è una legge, c'è la legittima difesa, quindi ci sono state delle modifiche importanti al nostro codice penale, diamo un messaggio anche corretto, educhiamo la cittadinanza, come quando, no, direttore, si dice... educhiamo alla legalità, è una frase che spesso sento sentire da chi ha un ruolo istituzionale, ma guardate che per educare alla legalità soprattutto i giovani, lo sapete qual è il modo migliore? È dare esempio. Di certo il Qatargate è un pessimo esempio. Ci torniamo sul Qatargate, però volevo sentire anche l'onorevole D'Arè sulla scarcerazione di Onichini. Vediamo reazioni raccolte ieri, il suo avvocato, il sottosegretario alla Giustizia Ostellari e Roberto Barcato. Sentiamo. Lei da legale si ritiene, immagino, soddisfatto di quanto ottenuto da Onichini? Gli stanno solo applicando un diritto per il quale aveva tutte le condizioni per accedere a questa misura alternativa. Ha avuto la misura alternativa con tanti mesi di ritardo rispetto a quando era maturato il termine. C'erano tutte le condizioni e non gli hanno regalato niente, anzi. Esulta la Lega di Padova, un po' per tutti i militanti del Carroccio è finalmente arrivata una buona notizia. Sono felice per i familiari, sono felice per la moglie di Walter Onichini, ma sono soprattutto felice per lui. Perché grazie alla sua condotta, osservata in questo periodo non certo facile, all'interno del carcere, ha permesso ai giudici di accogliere la sua richiesta di affidamento in prova. Oggi è una giornata bellissima. Onichini finalmente esce dal carcere. È in affidamento in prova, però è un primo passo importantissimo. L'importante è che lui esca da quella galera e possa riunirsi alla sua famiglia, alla moglie che non sta bene, a cui va tutta la mia vicinanza e i miei auguri, e a Onichini un grande abbraccio. Forse oggi c'è un po' di giustizia per Onichini, che ha subito una delle più grandi ingiustizie del nostro paese. Ecco, onorevole D'Arè, in questi casi poi gli avvocati difensori fanno presente qual è la tensione, il panico che può assalire una persona aggredita che vede una banda di ladri armati fino ai denti che entrano in casa e quindi possono minacciare la vita di moglie e di figli, no? Sì, è chiaro che la
la situazione psicologica del momento in cui è successo questo fatto, no? Perché è facile dire ha avuto una reazione inconsulta, esagerata e quant'altro, ma dobbiamo capire che quando ti arriva questo fatto delittuoso, primo non sei preparato, quindi la sorpresa, la reazione, uno può avere la reazione di paura, ma la paura può fare anche di difesa e di fare delle cose che non dovresti fare, come quella di sparare a un ladro in fuga. Però è il momento in cui avviene l'atto, com'è lo stato d'animo di chi spara, di chi subisce il reato. Perché è questo che anche i giudici dovrebbero capire, che lo stato d'animo è alterato, non c'è un equilibrio mentale per poter giudicare quello che tu stai facendo. È una reazione istintiva e la reazione istintiva è fatta di tante cose. Lui ha pagato in maniera pesantissima, diciamo, questa sua emozione e questo suo istinto. Adesso finalmente anche i giudici hanno capito che probabilmente si deve vedere anche poi nella vita cosa uno ha fatto. Cioè, questo era un padre di famiglia che vive del suo lavoro e ha subito questo atto delittuoso e ha avuto questa reazione che così da fuori a bocce fredde e a bocce ferme si può dire sì, è andata bene, no, è esagerato. Ma se tu eri al posto suo cosa avresti fatto? Io penso avrei fatto la stessa cosa. Avrei fatto la stessa cosa. No, è troppo comodo. È troppo comodo ragionare. Lei è persona. Io lo giustifico. Lei non lo giustifica e io lo giustifico. Sono due posizioni diverse. Ma guarda che Onichini si è pentito, attenzione. No, sono posizioni diverse, io le dico. Onichini si è pentito, ha detto certo che si è pentito, indietro, ma quando ha fatto quel gesto lo ha fatto in un momento di difficoltà psicologica, sì, però scusi, o no? Scusi. Troppo comodo da giudici seduti dietro sulla scrivania, troppo comodo. Non diamo messaggi fuorvianti pericolosi. Io dico, lei è a suo pensiero, lei è donna di legge e quindi difendi pure la sua posizione. Io difendo Onichini in tutto e dappertutto. Guardi, siamo in democrazia, interlochiamo un attimo. Allora, quando lei dice scusi, stavo parlando io poi e lei è intervenuta. Che c'è l'istinto, però diamo il giusto messaggio. No, il messaggio lo dia lei, io ne do un altro. Il mio è di giustificazione nei confronti di Onichini. Voi da giudici avete una reazione giustamente di legge, ma che non è questa, perché bisogna capire anche il fatto nel momento psicologico della persona che lo compie. I giudici hanno fatto una valutazione. La valutazione l'ha fatta adesso, giusta, l'ha fatta adesso, che ha capito che quello è stato una reazione istintiva. Sì, ma il giudice ha fatto una valutazione. Il fatto che l'abbia dato l'affidamento in prova ai servizi sociali, che è una misura alternativa al carcere, non vuol dire che il giudice ha capito e si è pentito della decisione che ha preso prima. Non è che ha capito e si è pentito. Significa ha capito, che ha fatto un forse si è immedesimato in Onichini nel momento in cui compiva il reato. E quindi adesso, per buona condotta, per un beneficio, un premio, tra virgolette, per farmi capire da casa, le hanno dato una pena alternativa al carcere. Ma scusi, e il ladro come mai non è mai stato arrestato? Le parole, usiamo le parole corrette. Il ladro come mai? Ma io lo dico anche per lei, se ma si preoccupi per lei, io mi arrangio per me. È giusto che lei debba dare un messaggio corretto ai cittadini. Allora, se ci lei dia il messaggio che vuole, io do il mio. Tentiamo di usare lucidità mentale, buonsenso. Questi episodi ci servono per noi tutti da esempio, che dobbiamo prestare la mano, perché è facile sparare. Però dopo paghi le conseguenze, la sua famiglia sta pagando le conseguenze. Guardi, io lo difendo, le ho detto il motivo per cui secondo me io lo giustifico, perché nel momento in cui ha fatto quel reato era in condizioni psicologiche non lucide.
perché ha subito il reato e uno non è preparato e quindi la reazione è scomposta. Sì, ma non è che dobbiamo non essere mai preparati, dobbiamo cercare di esserlo. Allora, questi episodi sono esempi. Guardi, dei danni della magistratura ne abbiamo visti tantissimi. Lasci stare. No, dai. Entriamo in un campo minato come i fatti di corruzione. È un campo minato però proprio. dopo hanno fiducia nella magistratura. Certo che abbiamo fiducia nella magistratura. Allora, sentiamo cosa ha detto... anche quando sbaglia bisogna dirlo, no? Sì. Ma non sempre. Sentiamo cosa ha detto il presidente Zaia a commento della scarcerazione di Onichini, vediamo. Posso dirle finalmente? Prime parole cariche di sollievo, quelle della moglie di Walter Onichini, al quale il Tribunale di Sorveglianza ha concesso l'affidamento in prova. Secondo quanto si è appreso, il macellaio di Legnaro potrà lavorare nel negozio della sorella, un'azienda di macellazione carni del Veneziano. La sera, anziché in carcere, potrà tornare nella propria abitazione. La moglie è incredula. Sono stata 2 minuti al telefono con l'avvocato giusto per dirmi: guarda, è arrivata la notifica della PEC adesso, ti faccio sapere quando bisogna andarla a prendere, punto. Da quello in poi io non so nulla, ho visto anch'io affidamento in prova, ma non ho letto le condizioni, gli orari, i giorni, se torna a casa, se non torna a casa. Una bella notizia. È una storia che ci ha visto da vicino come veneti. Penso alla sua famiglia, immagino, come si può dire, la gioia. Ho avuto modo anche di parlare con la signora Onichini, l'ho incontrata e devo dire che va tutta la mia vicinanza a questa famiglia. I giudici hanno inoltre disposto per l'uomo un'attività obbligatoria di volontariato. Walter Onichini il 22 luglio 2013 sparò al ladro che stava scappando da casa sua ferendolo gravemente. Venne condannato in via definitiva a 4 anni, 10 mesi e 27 giorni di reclusione per tentato omicidio. Sentenza diventata definitiva nel settembre 2021. Finora i ricorsi presentati dal legale dell'uomo erano sempre stati rigettati, ultimo quello alla Corte di Cassazione. Sempre nel 2021 la moglie di Onichini aveva chiesto la grazia al Presidente della Repubblica per conto del marito, detenuto al carcere 2 Palazzi di Padova. Il ladro, condannato a 3 anni e 8 mesi per l'effrazione a casa Onichini, è un albanese di 32 anni ancora latitante. Questa è ancora una ricostruzione del fatto. Diceva ieri sera Leonardo Padrina, onorevole D'Arè, bisognerebbe avere una legge sulla inviolabilità del domicilio, cioè nel momento che c'è in altri paesi, nel momento in cui il proprio domicilio viene violato, a quel punto ogni tipo di difesa è legittima, questo dicono alcune leggi. Guardi, abbiamo stati come nel Texas, che chi entra nella proprietà privata può essere abbattuto. Cioè, io non vorrei arrivare a questi termini, però è chiaro che quando uno entra in proprietà privata come questo, è chiaro che può avere anche delle reazioni inconsulte e chi la subisce. Però ricordiamoci che la legge sulla legittima difesa tanto diciamo contrastata. Abbiamo visto quell'episodio che è successo in Toscana dove diciamo il vicino di casa con la ruspa è andato contro la casa e naturalmente c'è stata una reazione di difesa da parte del proprietario che ha difeso la casa, la famiglia, la proprietà e quant'altro, i figli, ha sparato e ha ucciso chi stava facendo appunto questo reato. Anche quello è un omicidio, ma per fortuna c'è una legge sulla legittima difesa che a un certo punto ha evidenziato che quello era un atto dovuto. Allora, però, quanto è costata, diciamo, in termini di contrattazione questa legge sulla legittima difesa a livello politico? Quanti contratti politici abbiamo avuto? Tantissimi, però alla fine vediamo che bisogna dare pure un equilibrio. È cambiata la criminalità nel nostro paese con l'intervento di tante persone straniere che si sono insediate sui nostri territori. Perché noi abbiamo sempre avuto l'idea, e giustamente la magistratura, della rieducazione di chi, diciamo, fa il reato. Però adesso è cambiata la tipologia di chi fa il reato. Non sono più le persone normali, sono arrivate tante persone straniere che sicuramente nel tessuto, diciamo, sociale nostro hanno altre idee, hanno altre mentalità.
e sono veramente dei predoni. Gli assalti in villa li abbiamo visti, sono stati, insomma, Gorgo al Monticano penso sia stato l'esempio più difficile, anche raccapricciante e più difficile proprio anche dal punto di vista, diciamo, psicologico per i nostri territori. Allora bisogna cambiare, a un certo punto se qualcuno si prende una fucilata quando va a rubare deve capire che è un incidente sul lavoro. Allora vediamo il caso a cui faceva riferimento, uno dei casi a cui faceva riferimento credo la dottoressa Dotto, cioè l'inseguimento del ladro. No? Qui siamo a Grinzane Cavour, sono immagini piuttosto forti, un gioielliere tenuto in ostaggio insieme ad altre persone del personale dentro una gioielleria con pestaggio, con richiesta di aprire cassaforti, insomma un'ora e passa di tensione. Poi a un certo punto i rapinatori scappano, vediamo queste immagini, inseguiti dal gioielliere che ne uccide 2, vediamo. Questo è il gioielliere con la pistola, ecco lì spara per la prima volta e poi insegue anche l'altro ladro che viene a sua volta colpito. Ecco lì dove si vedono quelle immagini così oscurate. A questo che fa riferimento, esatto. Dottoressa Dotto? Questo è un caso eclatante, no? Voglio dire, qualsiasi persona di buon senso capisce, anche chi magari non ha studiato legge e che fa tutt'altro nella vita, capisce che questo ovviamente non è legittima difesa. No, non mi sembra un caso di legittima difesa. Poi sul fatto che in America ci sia una legge diversa dalla nostra, io sono contenta di trovarmi in Italia e di vivere nel nostro paese e che ci siano leggi diverse, perché tutto è consentito, è un Far West in America. Infatti abbiamo tantissimi episodi, no? Spesso abbiamo episodi di omicidi, gente che esce a acquistarsi facilmente una pistola, uno strumento auto di offendere e commettere questi omicidi, ne abbiamo tantissimi di episodi, quindi felicissima di essere nel mio paese. È vero, stiamo parlando di persone, diceva giustamente e correttamente, mi trovo d'accordo l'onorevole, chi compie un reato non è normale, io uso proprio la sua parola, il suo linguaggio. Sono d'accordo nel dire che non è normale, ma non è normale chi compie fatti di reato, non solo fatti di furto, di rapine, ma anche chi commette fatti di corruzione. E sono persone a noi magari note, conosciute nell'ambito politico, e quindi è giusto che noi che siamo iscritti ad un partito diamo un messaggio, lei della Lega, io di Fratelli d'Italia, diamo un messaggio corretto ai cittadini della serie, no, noi che siamo persone, assolutamente, noi che siamo persone per bene e di buon senso, abbiamo la capacità, l'intelligenza di spiegare ai cittadini che di fronte a fatti del genere dobbiamo prendere le distanze e condannarle, anche se trattasi, e bene lo ha detto poc'anzi il direttore Bacciali, di presunti comportamenti illegali, perché il dottor Kirky, come lei avrà ben letto stamattina nel Corriere del Veneto, ha ben detto, il procuratore capo della Repubblica di Venezia, che stiamo parlando di gravi indizi di colpevolezza, bisogna fare gli accertamenti, siamo in fase di indagine e poi grazie allo strumento delle intercettazioni riusciremo a fare le dovute indagini, le dovute valutazioni per poter eventualmente approdare ad una fase processuale, perché chi sbaglia in questo paese deve pagare alla giustizia, soprattutto rispetto a coloro i quali invece non utilizzano ruoli pubblici per far prevalere gli interessi personali di schei a discapito dell'interesse pubblico, cioè dei cittadini. Se hanno fatto questo sono dei ladri? Punto. Bene, no. Siamo d'accordo, assolutamente. Non c'è distinzione del ruolo pubblico, cioè questi sono dei ladri, l'occasione, ripeto, stiamo parlando di persone che in questo momento il fatto di cronaca, però quando viene accertato è giusto che siano arrestati, punto. Allora, io ho visto la vicenda così che coinvolge alcuni parlamentari europei e con ruoli importanti. Adesso ci saranno appunto
c'è un proseguo delle indagini perché appunto e c'è un rallentamento per il fatto che essendo parlamentare c'è diciamo l'immunità. Adesso intanto inizieremo a togliere l'immunità a altre 2 persone e dopodiché l'indagine va avanti, ma deve essere accertato chi è sbagliato paga. Certo, ma è giusto, sono d'accordo, dobbiamo prendere le distanze da questi episodi. Allora, ci torniamo tra pochissimo sul Qatargate e anche sulla questione delle intercettazioni. Andiamo in pubblicità pochi minuti, 1 minuto e torniamo qui in studio. Di nuovo in diretta con Focus TG, ci colleghiamo di nuovo con Ilaria Marchiori a Venezia per un aggiornamento e un commento di Marco Gasparinetti che vedo insieme a lei sull'operazione della Procura di Venezia a Santa Maria di Sala con 6 arresti. A te la linea, Ilaria. Sì, eccoci qui, siamo ancora qui, direttore, ci ha raggiunto appunto Marco Gasparinetti, consigliere comunale a Venezia di opposizione per il gruppo Terra e Acqua. Benvenuto Gasparinetti. Allora, innanzitutto abbiamo visto che questi 2 ex sindaci, Zamengo e Fragomeni, appartenenti al gruppo Coraggio Italia, tra l'altro Fragomeni che adesso è stato sospeso dal partito ma era comunque il coordinatore provinciale del partito. Che cosa si sente di dire lei a proposito, perché lo ricordiamo, Coraggio Italia è il partito fondato dal sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, che tra l'altro ha subito preso le distanze poi dicendo sono basito da quanto accaduto, e dopo insomma un paio d'ore è arrivata la sospensione di Fragomeni da coordinatore provinciale del partito e proprio l'uscita dal partito. Sì, credo che ci siano 3 piani di valutazione da tenere presenti, tenendoli ben distinti, perché sui casi individuali vale la presunzione di innocenza che io rispetto, mi ritengo garantista, e quindi non è sui singoli casi che vorrei esprimere un giudizio, ma sui criteri di scelta forse la classe dirigente di questo nuovo partito chiamato Coraggio Italia, che dovevano essere la meritocrazia, forse è lecito sollevare qualche dubbio alla luce di quanto emerso. E ferma restando la presunzione di innocenza, credo che ci siano 3 valutazioni da fare. La prima è sul piano etico. A quanto pare esisteva proprio un tariffario a Santa Maria di Sala, unico comune oltre a Venezia amministrato da Coraggio Italia, un tariffario per i cambi di destinazione d'uso. Allora, il soprannome storico di questo ex sindaco era Mitraglietta, perché come scrivono i quotidiani di oggi, lui sosteneva che la polizia locale andava armata di Kalashnikov. Ecco, se questa è la coreografia del personaggio, forse c'è da riflettere sui criteri con cui Coraggio Italia ha scelto la sua classe dirigente. Secondo piano, quello prettamente giuridico. Ecco, io mi riconosco nelle parole del procuratore di Venezia, Bruno Cherchi, in un momento particolare in cui a livello nazionale si discute con il ministro Nordio la questione delle intercettazioni. Se non ci fossero state le intercettazioni questo scandalo non sarebbe mai emerso. Per fare luce nelle zone d'ombra, sperando che gli indagati siano tutti innocenti, sia ben chiaro, l'unico strumento efficace nelle mani della magistratura e delle forze dell'ordine sono le intercettazioni. È inutile che ci giriamo intorno. Abolire o restringere in modo eccessivo questa facoltà che è data alla magistratura significa garantire impunità ai politici corrotti, e in questo va reso merito e onore all'imprenditore che ha avuto il coraggio di denunciare i fatti che verranno poi valutati dalla magistratura. Quindi sul piano giuridico io ritengo che in materie delicate come la corruzione, o peggio ancora la concussione, come in questo caso, in cui non è l'imprenditore a offrire la mazzetta ma è il politico a chiedere o esigere un pagamento, le intercettazioni purtroppo siano uno strumento indispensabile. Non mi piacciono, non mi fa piacere l'idea che qualcuno possa intercettare in futuro anche il mio telefono, non ho problemi a dirlo, ma se ci sono sospetti, indizi e principi di prova che hanno bisogno di conferma o smentite, perché l'intercettazione può anche dimostrare che invece i sospetti erano infondati. Ecco, ritengo che privare la magistratura di questo strumento di lavoro sarebbe un errore colossale, o peggio
potrebbe essere un modo per cercare di coprire le malefatte di una classe politica che in Italia già in passato purtroppo ha dimostrato di non essere esente da tentazioni di questo tipo. Ecco, abbiamo parlato del fatto che c'è stato anche un coinvolgimento per quanto riguarda una partita di mascherine, no? E infatti tra gli indagati c'è anche il direttore generale di Veritas Razzini. Sì, questo mi dispiace, mi addolora, perché Veritas è una partecipata comunale, le mascherine sono state fornite anche da CTV, sempre da familiari del sindaco che ieri è stato arrestato, dell'ex sindaco, chiedo scusa, ma tuttora presidente del Consiglio Comunale e coordinatore provinciale di Coraggio Italia, non dimentichiamolo. Rendo onore anche al presidente di Coraggio Italia che mi ha disposto la sospensione con effetto immediato, per carità, ma credo che fosse un po' il minimo sindacale. Sulla vicenda Razzini preferirei non esprimermi, perché credo che non ci siano ancora gli elementi sufficienti per poter valutare se nell'emergenza della pandemia l'acquisto un po' frettoloso di queste mascherine sia stato frutto di un'attività di tipo, come possiamo dire, no, ecco appunto, se sia un'attività frutto di corruzione, oppure se sia semplicemente il fatto che sull'onda di quella crisi imprevista in cui non si sapeva dove trovare le mascherine, per carità, ognuno si è arrangiato come poteva. Non me la sento francamente di esprimermi sul caso Razzini, che mi sembra diverso rispetto invece al quadro probatorio emerso in relazione ai cambi di destinazione d'uso, dove il mister 10%, a quanto emerge, avrebbe sistematicamente applicato un tariffario per concedere o negare i cambi di destinazione d'uso che producono una plusvalenza per i beneficiari. Ecco, e su questo devo dire dobbiamo interrogarci, perché anche a Venezia purtroppo in passato sono emersi dubbi mai corroborati da prove, ed erano soltanto dubbi, su alcune operazioni di questo tipo. E ripeto, se non ci fossero le intercettazioni a disposizione della magistratura, non quelle abusive che vanno punite e sanzionate in ogni modo, ma quelle autorizzate dalla magistratura, a mio modo di vedere, e fermo restando che non devono essere divulgate fin tanto che la magistratura non porta a processo gli imputati, non più gli indagati ma gli imputati, ma ferme restando queste cautele a tutela dell'onore e della reputazione delle persone intercettate, ritengo che limitare quello strumento sarebbe un errore gravissimo. Ecco, tra l'altro ricordiamo che per quanto riguarda Veritas, in quel periodo che era piena pandemia, pieno lockdown, e comunque l'azienda doveva continuare ad assicurare i servizi alla città, loro avevano fatto comunque riferimento a ben 14 rifornitori in ugual misura. Ecco, questo è da specificare, da mettere in evidenza. Assolutamente, e ritengo appunto che nel momento in cui la magistratura giudicante passerà al vaglio le singole posizioni, non è detto che tutti siano uguali. Nel momento in cui i giornali, per carità è legittimo, pubblicano i nomi degli indagati, di quelli che saranno rinviati a giudizio, ci sono posizioni diverse che andranno valutate una per una, e altra cosa è un sistema, proprio un sistema in cui il 10% o quello che era la regola, e altra cosa è una situazione emergenziale in cui alcuni soggetti hanno dovuto trovare modo di rifornirsi di quelle mascherine, e non me la sento francamente di puntare il dito. Credo che non sarebbe corretto da parte di un consigliere comunale puntare il dito su una persona come Razzini sulla base di ciò che è emerso finora. Mi sembra un po' prematuro. Certo, e comunque ricordiamo che siamo ancora in fase preliminare, quindi ancora tutto si può ancora giocare, anche se queste 6 persone sono agli arresti domiciliari. Grazie. Ringrazio Marco Gasparinetti, consigliere d'opposizione Terra e Acqua. Se non ci sono altre domande restituisco la linea. Grazie Ilaria, grazie, buon lavoro, arrivederci, grazie molte. Dobbiamo andare in pubblicità ancora una volta, pochissimi istanti, poi torniamo in studio. Da Tangentopoli al Qatar Gate, un cancro, quello della corruzione, che non sembra impossibile estirpare. Onorevole Dare, anche nei comuni, lei è stato sindaco di Vittorio Veneto, cosa si può fare per evitare queste infiltrazioni? Qua si tratta di debolezze umane, miserie umane che approfittano del ruolo, del momento e quant'altro per arrotondare, perché a questo punto non ha nessun senso, cioè, io parlo da parlamentare europeo, i colleghi che sono coinvolti, cioè, abbiamo uno stipendio che tutti ci invidiano.
cosa ti serve? Devi anche rubare, devi ancora... Cioè, sono queste cose che sono anche inspiegabili, perché alla fine o fai la politica, perché tra l'altro noi andiamo, diciamo, in Parlamento europeo dopo aver raccolto i consensi sul territorio, in quanto noi siamo proprio scrivono il tuo nome, e quindi sei stato, cioè ti hanno mandato perché diciamo la gente ti ha votato e ha creduto in te, nella tua persona. Poi vai in quei posti e partecipi e fai parte del Qatar, di questi... tanto vanno, e anche le persone Panzeri ed altri che sono stati arrestati. È inaudito, cioè, sono inspiegabili. Per questo su questi momenti proprio il massimo della pena sarebbe il minimo da poter fare. No, adesso Panzeri ha patteggiato, no, tu li fai tutti adesso. Perché non sei giustificabile. Anche perché si ricordava prima, sono quelli degli europarlamentari, stipendi, emolumenti con anche molti benefit molto, molto alti, perché è proprio l'ingordigia questa. È l'ingordigia, la cupidigia, non so cosa, non neanche spiega, perché parlando anche tra di noi, ma perché? A quale motivo? Per cosa? Cioè, non è spiegabile. Sì, sconcertante. Dottoressa, lei ha fatto parte dell'anticorruzione nel comune di Vicenza e tra l'altro con un epilogo così abbastanza sconcertante, no? Sì, era un vestito proprio su misura, diciamo, no? Forte della mia esperienza nella magistratura onoraria dopo 18 anni. Il partito a cui sono iscritta tutt'oggi, Fratelli d'Italia, e il sindaco pro tempore, appunto Francesco Rucco, disse: bene, io ho fiducia in questa persona che conosco da tanti anni e vorrei che lei appunto rivestisse questo ruolo dell'anticorruzione. È stata un'esperienza positiva e nello stesso tempo negativa, molto impattante. Positiva nel senso che sono riuscita in poco tempo, in pochi mesi, e sono fiera di averlo fatto, di essere riuscita a riportare nelle casse del Comune, con la fattiva collaborazione del dirigente al patrimonio, i 350.000 euro che ingiustamente, indebitamente erano stati trattenuti da una società partecipata pubblica, diciamo, del Comune. E quindi è stato poco tempo tutto ciò, meno di un anno, quindi se fosse rimasta, ahimè, 5 anni, non oso immaginare. Anche perché io l'ho sempre fatto con grande passione, perché ci credo, no? Soprattutto nel ruolo pubblico, cioè tu devi fare gli interessi dei cittadini. Io con una formazione evidentemente giuridica e vengo da quel mondo lì, in forza appunto della mia deformazione professionale, ci mettevo il cuore, l'anima nel svolgere. Poi è successo che nel frattempo, siccome io avevo portato in giunta questa diciamo questa richiesta al sindaco e alla giunta tutta di poter appunto farsi carico di questa situazione, che per ben 8 anni il Comune non aveva introitato questi soldi, 350.000 euro, che sono introiti degli affitti delle case popolari. Una percentuale, dice la legge regionale, deve essere percepita, deve essere introitata nel cassa del Comune. Per 8 anni, pensi direttore, non erano state introitate nel cassa del Comune, quindi ho pensato bene di far emergere questa situazione, ovviamente, che andava in qualche modo sanata, no? Bisognava riportare nelle casse del Comune questi soldi. Io dopo un anno sono stata messa alla porta, ma non direttamente dal sindaco. Emesso comunale mi ha resa edotta di questa decisione, ma lì è un'altra storia che i cittadini non capirebbero. Avremo tempo magari per raccontarla in altre edizioni del TG o di Focus la sera nel nostro talk. Andiamo a Marostica, dove rispetto alla corruzione, ma anche alla sicurezza, alla mancanza di sicurezza dei cittadini, è andata Luisa Bertini. Sentiamo cosa le hanno detto. Sono venuti anche a casa mia, ma no. Io ho messo le telecamere, ma non c'è niente da fare, perché anche se li pigliano, li mollano il giorno dopo, non cambia niente. Se non cambia la legge, non c'è niente da fare. ho messo le telecamere, penso aver risolto buona parte del furto, tentato furto, ecco. Penso che sia un ottimo sistema anche per dare un indizio ai carabinieri e alle forze dell'ordine. Camere e maggior sicurezza
forze dell'ordine, ma insomma farebbero fatica a trovare tutto quanto. La paura che c'è sempre, perché sempre di più adesso. Sempre allerta, noi siamo. Questo si potrà da tanto tempo, di sicurezza. Non c'è più sicurezza qua in Italia. Ma questo non è da attribuire alle forze dell'ordine, è proprio la società che non funziona più. Quindi si fa fatica a trovare anche, diciamo, i rimedi per una cosa del genere. Sì, abbiamo paura, infatti io tengo sempre la luce accesa anche di notte, perché sono già stati da me. In questo periodo? No, 2 anni fa, però una zona qua di Pienezze stanno facendo proprio, anche gli abitanti tengono d'occhio, ci vorrebbe più controlli, sì, ma i soldi sono pochi, vero? Interviste raccolte da Luisa Bertini Amarostica. Ringrazio Gian Antonio D'Are, grazie onorevole, grazie tante per essere stato con noi, e Isabella Dotto, grazie dottoressa. Grazie. A presto, grazie a tutti. Renato Cappoia in regia con i nostri tecnici, e ci vediamo domani a mezzogiorno.